James Blunt con Bonfire Heart. Siamo pronti per Viva l'Italia in cucina, un appuntamento quotidiano dove condividiamo le nostre esperienze, i nostri gusti, le nostre ricette. Con chi ci colleghiamo? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Gaetano Bongiovanni da Siracusa, RTL 102.5 e anche mia. Buongiorno Gaetano. Fogna e Fiocco, il cagnolino Fiocco barboncino bianco. Non ho capito niente, ma ci fidiamo. Ci fidiamo. Allora, cos'è il titolo della ricetta che è lunghissimo, mi ha detto Valeria? Sì, la siracusana al ristretto di caffè con coroncina di mandorle tostate, flambate con grappa di nero d'avola e con una impreziosita con una stringa di limone di femminello di Siracusa. Fantastico, ma è una torta? Tipo? No, la patata di Siracusa sarebbe è un contorno però fatto a dolce. È stato un tubero che viene utilizzato come dessert. Ok, allora cosa serve? Vediamo se riusciamo a procurarci tutti gli ingredienti, tanto per cominciare. Vai. Semplicissimo, allora vengono lessate leggermente per 5 minuti le patate tagliate a forma di petalo. Dopodiché vengono asciugate e passate in padella con burro e zucchero, quindi caramellate. Successivamente viene flambato con la grappa di nero d'avola e aromatizzate poi con una crema, con un ristretto di caffè leggermente. Dopodiché vengono disposti direttamente questi petali di patata che precedentemente abbiamo lessato e poi rosolate in padella, direttamente nel piatto, coreografando a forma di un fiore. Viene disposto a forma di coreografia ancora della crema di caffè, quindi un ristretto, viene messo delle mandorle tostate attorno e questa stringa di limone, quindi questa scorza di limone candita come decorazione. Il piatto è pronto e viene abbinato con il moscato di Siracusa. È fantastico, cioè era più difficile da dire che da fare. Ottimo. Ma non ho mai mangiato la patata come dessert, una bella idea. C'è la possibilità di farla assaggiare ai radioascoltatori di RTL, perché questo piatto verrà preparato durante una stazione del Coffee Show Latte Art, un evento dedicato tutto al caffè. Quando? Quando? Domenica 6 ottobre qua a Siracusa, presso una struttura ben organizzata. Beh, ma ti volevo chiedere come sono le previsioni del tempo per domenica? Belle? Per domenica è un po' nuvoloso, pertanto quindi si sta bene all'interno per assaggiare le cose buone. Va bene. Okay. Grazie Gaetano, in bocca al lupo per tutto, buona giornata, ciao. Ciao. Io sarò là domenica a Siracusa, vado a presentare il mio libro in occasione e quindi la patata la patata, ma dillo prima allora. Vabbè, dai. Lighthouse Family, questa è Question of Fate.